Bomba dell'ultimo minuto, tifosi del Napoli. Un nome caldo sul mercato è sempre più vicino a rinforzare la difesa del club. Per non perdere nessun dettaglio, iscriviti subito al canale e attiva la campanella per seguire tutte le novità. Lasciate un like e mostrate il vostro sostegno mentre approfondiamo in retroscena di questa trattativa. Secondo il giornalista Gerardo Fasano, il Napoli starebbe intensificando l'interesse per il difensore dell'Empoli Ardian Ismaili per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Ismaili è un giocatore chiave per il club toscano, il che rende difficile la trattativa. Tuttavia, il Napoli starebbe valutando uno scambio con Juan Jesus, a cui Conte ha detto di cercare una nuova squadra. Uno scambio di questo tipo sarebbe strategico per entrambe le parti. Il Napoli otterrebbe un difensore più giovane e con un certo potenziale, mentre l'Empoli riceverebbe un giocatore esperto in grado di rafforzare la difesa. Inoltre, Fasano ha rivelato che, nel caso in cui il Napoli ottenga un posto in Champions League, la dirigenza ha intenzione di investire in un difensore centrale di alto livello per la prossima stagione. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, pensate che Ismaili sarebbe un buon acquisto per la squadra? E per quanto riguarda la possibile partenza di Juan Jesus, siete favorevoli a questa mossa? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato dei trasferimenti del Napoli.